Sì, pure. Bene, le chiedo se si può presentare. Walter Melcarne, sono assessore all'agricoltura e istruzione al Comune di Castelcucco. Come si fa a raggiungere questi livelli di raccolta e di riciclo? Bene, è una comunità che è molto presente, quindi è molto attenta al riciclo, è molto attenta, quindi questi dati ci danno appunto questi dati del 25% del secco e l'87% di differenziata. È una popolazione appunto che l'abbiamo abituata da un po' di anni, quindi è il terzo anno consecutivo che vinciamo questo premio, quindi è veramente una soddisfazione. È un po' un'educazione, dico, ecco, un po' abituare la gente a saper differenziare, e quindi abbiamo veramente raggiunto quest'anno veramente dei dati veramente soddisfacenti. Ma si parte dalle scuole, come funziona? La scuola, ecco, anche la scuola, diamo anche dell'input, parliamo con le insegnanti, con le maestre, con gli insegnanti del primo ciclo, e quindi cominciamo già dai bambini a fare questa differenziata. Cominciamo anche con gli eventi che facciamo a Castelcucco, cominciamo anche con il bio, non usiamo più l'usa e getta come si diceva prima in conferenza, quindi anche questo è un segnale propositivo, insomma, per poter andare avanti e poter fare appunto questa scelta che poi dopo ci porta ad avere appunto un territorio, ecco, dal punto di vista ambientale optimum. Ecco. Non avete mai qualcuno che dice ma è troppo complicato come sistema, mi porta via tempo? No, non abbiamo, abbiamo veramente una popolazione, ringrazio appunto anche le associazioni che sono molto presenti nel territorio, che indirizzano, incanalano le persone a fare al meglio, ecco, quindi questa è una bella soddisfazione da parte nostra. Perfetto, e quindi diciamo nei prossimi anni c'è qualche altra mossa che volete fare per cercare di aumentare ulteriormente, se possibile? La prossima mossa è quella dell'usa e getta, ecco, quindi non usare più usa e getta, ma utilizzare delle forme alternative di poter anche là, ecco, stare attenti a non prendere una posata e buttarla, ma usare appunto il bio, e cominciare dalle scuole, a cominciare degli eventi che noi facciamo sul territorio. Grazie. Le chiedo un'altra cosa, perché noi adesso andremo appunto in un paio